Questa è la maglia che ha cominciato Gianluca Vialli a firmarla nel pulmino. La mostra con orgoglio e nostalgia questa maglia. Peppi Massolin, volto della passione per la Juventus nella Marca trevigiana. Ex presidente del locale club tifosi di Ponzano, per 25 anni è stato l'autista dei giocatori durante le preparazioni estive. A Macolin in Svizzera e ha trovato sul cassetto del pulmino un pennarello, ha cominciato a farmi l'autografo in corsa e poi l'ha passato a tutti i ragazzi man mano che salivano nel pullman e me l'ha fatto autografare tutti quanti dai giocatori. Senti, ma questa è la maglia che portavi tu addosso? Perché c'è scritto Sì, Juventus Club Ponzano? sì, di Cosa, solito. cosa c'entra Vialli con Ponzano con Juventus Club? No, Vialli è stato un grande amico, e lui saliva sempre davanti con me sul pulmino, era il primo che saliva e l'ultimo che scendeva. Era un ragazzo d'oro, un ragazzo ironico, un ragazzo sempre brillante. Sono gli anni dal 92 al 96, quando Vialli indossa la maglia bianconera, e sono gli anni del premio Spiga d'Oro che il club consegnava ai grandi campioni della Juventus. Il Gianluca Vialli di allora, forse un po' timido, non ha mai voluto partecipare, mentre indimenticabili sono stati l'anno di Gaetano Scirea come quello di Roberto Baggio. Nella classifica dei grandi campioni, Vialli dove lo metteresti? Ma Vialli come persona al primo posto, come persona gli dava dei soldi per gente che magari non potevano, era proprio veramente generoso, come ho visto Alessandro Del Piero, c'è gente che ha un po' di cuore. E questo cuore insomma sarà quello che verrà ricordato almeno per Vialli. Ma penso di sì, perché qualsiasi tifoso anche di qualsiasi squadra, penso che con Vialli no, non ci sia conflitti di maglie.